Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Problemi anche nel quartiere Serraspiga, a Cosenza, per un rogo, anche questo si è sviluppato in mattinata, vediamo. La guerra non è finita, gli incendi non concedono tregue più lunghe di qualche giorno. Oggi a bruciare una vasta area tra Cosenza e Mendicino. L'allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino. In fiamme la collina di Serraspiga. Sul posto una squadra dei consorzi di bonifica dei bacini settentrionali del Cosentino, proveniente da Altomonte, e i vigili del fuoco. Il fronte è molto ampio, costeggia la strada che collega la città dei Bruzzi a Mendicino. Il mezzo da protezione civile viene utilizzato per spegnere le fiamme che hanno avvolto vegetazione ai lati dell'arteria e che rischiano di mandare in fumo una telecamera di videosorveglianza. I vigili del fuoco, invece, hanno un compito più difficile. Per frenare da subito l'incendio è necessario spingersi in una zona impervia. Il tubo non arriva così lontano. E allora serve una manovra complicata con l'autista dell'autobotte costretto a salire a marcia indietro lungo una strada sterrata. Il fuoco non dà tregua. Poco fa gli uomini del consorzio di bonifica hanno lavorato in questa zona, è bastata una folata di vento per far rinvigorire le fiamme. Dopo qualche istante torna sul posto il pick-up del consorzio di bonifica, ma per domare completamente l'incendio saranno necessari alcuni interventi di un elicottero antincendio proveniente da Scalea. Un primo innesco in zona era stato neutralizzato nella giornata di ieri. Se si tratta di un incendio doloso, il responsabile probabilmente avrà replicato con successo il tentativo. Chissà non sia finito nell'obiettivo delle telecamere di sorveglianza.